Oggi, insieme ai miei inseparabili amici Giorgino e Antonio, vi portiamo in un'avventura tra la Val Brenta e il Feltrino. Il nostro viaggio parte dal parcheggio della chiesa di Nostra Signora di Pedancino, un luogo carico di storia. L'antico oratorio fu travolto nel 1748 dalla furia del torrente Cismon, che trascinò la statua della Madonna per chilometri fino a Pozzoleone, dove fu ritrovata intatta. Iniziamo a scaldare i muscoli sulla strada del Genio. È una vecchia via militare che con i suoi tornanti regolari ci regala i primi scorci sulla valle. Raggiungiamo così il borgo di Incino. Qui il tempo sembra essersi fermato tra le case di pietra aggrappate alla montagna. Proseguiamo il cammino e proprio mentre passiamo la diga del Corlo, l'imponente sbarramento che dal 1954 ha dato vita a questo lago, il meteo decide di premiarci. Le nuvole spariscono e il sole inizia finalmente a scaldare la nostra giornata. Ed ecco il protagonista, il Ponte della Vittoria. Inaugurato nel 1928, questo ponte a corde metalliche è un piccolo capolavoro di ingegneria che sembra sospeso nel vuoto. Una volta attraversato, puntiamo alla Croce di Rocca, un punto panoramico mozzafiato su quello che molti chiamano il piccolo fiordo del Veneto. Volevamo salire per il sentiero 807, ma la montagna ha deciso diversamente. Una grossa frana vicino al cimitero di Rocca ha bloccato il passaggio.
Nessun problema. Dopo un caffè rigenerante al bar della frazione, abbiamo preso la strada adiacente al Ponte della Vittoria per salire alla Forzelletta. Dalla Forzelletta la vista è incredibile. Il lago appare in tutta la sua bellezza selvaggia, incastonato tra i monti. Da lì il sentiero ci conduce verso Fumegai, il borgo fantasma che sembra inghiottito dalla vegetazione. Qui il tempo si è fermato agli anni 60, quando gli ultimi abitanti abbandonarono queste case isolate. Ma Fumegai non è solo silenzio. Tra le mura scrostate si possono ancora scorgere i segni di una vita rurale faticosa e i murales lasciati da artisti ed eremiti che, negli anni, hanno cercato rifugio in questo museo a cielo aperto. Scendiamo infine verso la frazione di Corlo, chiudendo il nostro grande anello per tornare a Pedancino.
numeri di oggi raccontano la nostra fatica. 22 chilometri e 20 metri di distanza, un dislivello positivo di 1000 metri e oltre 32.000 passi. 5 ore e 35 minuti di puro movimento. Un'altra giornata indimenticabile. Alla prossima!